In un periodo storico che vede sempre più spesso svanire dal panorama calcistico dei dilettanti compagini anche di blasone, in Alta Valle Scrivia si va in controtendenza. Ad Isola del Cantone, infatti, per merito di un vasto numero di appassionati, si è deciso di dar vita al progetto isolese. Sentiamo a tal proposito il presidente. Siccome che l'ultima esperienza in questo paese risale al 1927, questa cosa aveva un fascino talmente grande per tutta la comunità isolese che veramente tutti hanno partecipato alla realizzazione di questo sogno che per anni magari si è cercato di portare in fondo, per diversi motivi in altri tentativi non sono riusciti. Questa volta forse l'unione di tutti, l'unione proprio di tutte le associazioni e di tutti gli abitanti ha permesso di portare in fondo questo sogno. Ecco. Per analizzare gli aspetti tecnici della nuova realtà isolese, ascoltiamo invece le parole del mister Angelo Bini. Punti di forza sono i ragazzi stessi, ragazzi anziani che hanno voglia di finire una carriera dignitosamente, ragazzi che si vogliono mettere in competizione perché è qualche anno che non giocavano più in squadre di promozione, di prima categoria, e ragazzi giovani del paese che hanno tanta buona volontà e tanti requisiti tecnici per giocare questo gioco. Io faccio un 4-4-2 perché forse è il più semplice, anche se come persona mi piacerebbe fare un 4-3-3 che è molto più alla vista, è molto più bello, è più offensivo. Per ricordare l'unico precedente storico di una formazione di Isola del Cantone iscritta ai campionati FIGC, raccogliamo infine il contributo del dirigente Paolo Bertuccio. L'Isolese è esistita a livello ufficiale solo una stagione, parliamo del 1927-28, quindi l'epoca ancora del calcio pionieristico. All'epoca il campionato si chiamava terza divisione ed era il terzo livello del calcio di allora, che non è paragonabile minimamente alla Lega Pro di oggi. Era un campionato forse ancora più ruspante di quello che vediamo adesso in terza categoria. Per la cronaca, la partita casalinga dell'Isolese, accompagnata da una nutritissima rappresentanza di supporters, si è conclusa con una vittoria per 1-0 sul Vecchio Castagna. Nella prima frazione di gioco, recriminazioni da parte della formazione ospite per un gol non gol di Munzi, che l'arbitro Tonello di Genova non ritiene di convalidare. A seguire qualche buono spunto offensivo della compagine di casa, con Rivara, Fasciolo e Piaggio. Nella ripresa il gol storico che decreta la vittoria dei padroni di casa. L'assist man è l'ottimo Chiesa, che con un lungo rinvio mette Piaggio nelle condizioni di insaccare alle spalle di Cerioli, facendo di fatto esplodere la gioia di tutta la tifoseria di casa.